21 supermercati Billa in Veneto, uno a Mestre e 3 a Venezia, decidono di tenere aperto il giorno di Pasqua. Si ritorna bruscamente alla guerra delle commesse che reclamano il diritto al riposo e quello di poter stare in famiglia durante le festività. Riesplode la polemica mentre il sindacato valuta a livello unitario se proclamare lo sciopero della categoria. Noi siamo contrari al lavoro domenicale e questa decisione di Billa, come presumibilmente altri che apriranno la mattina di Pasqua, è una posizione vergognosa perché non è rispettosa delle lavoratrici e dei lavoratori che legittimamente chiedono di passare le loro festività in famiglia e non è rispettosa neanche della festività stessa. Anche la Chiesa ritorna a dare battaglia e invita i fedeli allo sciopero della spesa. La gente perde la capacità di fare la festa. Fare la festa non è andare al supermercato, fare la festa è stabilire relazioni, stare insieme con serenità, godere della natura e magari riuscire anche a pregare. Ma a schierarsi contro le aperture festive arrivano anche altre catene della grande distribuzione. Io di massima sono contrario alle aperture festive, tranne nei periodi in cui c'è necessità di sfruttare la domenica come momento di acquisto perché c'è una domanda importante. Quindi durante il periodo di Natale, per quel che riguarda l'abbigliamento per esempio durante i periodi dei saldi, quindi è fondamentale. Diverse le opinioni della gente che abbiamo raccolto al nostro microfono. C'è chi crede che aumenteranno le vendite, c'è chi dice di non andare mai a fare la spesa nei giorni di festa. Siamo un paese libero e allora nei paesi liberi tutti fanno quello che vogliono. Penso che ci sarà un afflusso di gente, no, che comprerà, penso. Va un po' esagerato, perché tutto sommato è giusto che anche i dipendenti facciano un po' di festa.